Oggi il nostro tour inizia proprio da qui, dalla città di Preganziol. Le prime tracce della presenza umana in questo territorio risalgono all'epoca romana. Questa città è importante per le vie di comunicazione presenti. Inoltre è importante ricordare il ruolo della Chiesa, che era davvero predominante. Il primo riferimento lo possiamo trovare nella bolla che Papa Alessandro III ha fatto per donare la chiesa locale. Inoltre Preganziol inizialmente veniva chiamata Prato Ganziol per l'enorme distesa di fauna e flora. Preganziol è nota anche per l'unione con la Serenissima e l'importanza delle ville, dove i nobili veneziani trascorrevano le loro giornate tra relax e svago. Nel 1700 la vita dei preganziolesi veniva divisa tra persone borghesi e contadini. Le persone borghesi vivevano nelle ville che tuttora ci sono ancora, mentre i contadini nelle case rurali vivevano per la loro sopravvivenza. Tutte queste testimonianze si possono trovare nella fornita biblioteca. Immaginate una fattoria con i suoi padroni animali che dopo un restauro da parte dell'amministrazione comunale sia diventata fornitrice di alimento per la nostra mente. Ma di cosa stiamo parlando? Della biblioteca della città, naturalmente, che nacque nel 1900 come edificio agricolo. Inizialmente l'edificio veniva chiamato Casa Micheletto. Successivamente fu acquisito dall'amministrazione comunale del comune di Preganziol e adibita a servizio pubblico. La biblioteca mette a disposizione alcuni spazi per ospitare mostre d'arte temporanee. Essa contiene circa 25.000 volumi. Dopo il restauro si è cercato di mantenere le caratteristiche della struttura rurale. Venite a scegliere il vostro libro. Ora ci troviamo nell'ex Villa Ego, ora si chiama Villa Marcello, situata in via Schiavonia, che fa riferimento agli Schiavoni, abitanti della Dalmazia, chiamati così dai veneziani. Nel Settecento questa villa divenne una casa di villeggiatura, mentre inizialmente veniva utilizzata come casino di caccia. Appartenne alla famiglia Grassi, poi successivamente ad Elia Cazzaiti, che era il direttore della Zecca di Venezia, e successivamente tramite matrimoni nobiliari passò ad Elisabetta Galvani Donigo, dalla quale deriva il nome Ego. Troviamo statue, affreschi di epoca neoclassica, un oratorio e giardino all'italiana, abbandonata dopo la seconda guerra mondiale e ripresa nel 96. Ciao a tutti, oggi siamo pronti a scoprire tantissimi percorsi storici ma anche naturalistici. Come potete vedere ci troviamo davanti al Santuario delle Grazie, costruito nel 1609 dalla famiglia Contarini. Il santuario successivamente è stato confiscato da Papa Clemente IX per donarlo alla Repubblica di Venezia, però fortunatamente è stato acquistato successivamente da una famiglia nobile veneziana, quella degli Albruzzi. Una cosa particolare del santuario è proprio il soffitto, che è stato completamente affrescato da Giambattista Carrer, famoso affreschista e pittore veneziano. Cosimo, bellissimo questo santuario. Adesso che abbiamo sentito un po' di storia, vediamo se le nostre colleghe hanno già iniziato i vari giri ciclabili che partono proprio qui da Preganziol. Fare un giro in bici è uno dei modi migliori per assaporare la natura nei dintorni di Preganziol. Guarda che bei posti che ci sono, che bei paesaggi, vedi Michela? Pensa che proprio dal centro di Preganziol partono un sacco di percorsi ciclabili che vanno verso il mare o la montagna. So che ne hai fatto qualcuno. Io sì, ho provato a fare questo percorso che costeggia fiumi e parchi. È un percorso che dura circa 3,45 ore per un totale di 57 km e mezzo, ma ce ne sono molti altri, molti più lunghi, altri un po' più corti e più semplici. Ciao ragazzi, voglio presentarvi un altro percorso che si chiama il Cimitero dei Burci e passa anche per il Santuario delle Grazie. È un percorso molto facile che è percorribile anche dai più piccini. È lungo 28 km ed è percorribile in circa un'oretta e mezza. È un'ottima idea per disconnettersi dalla tecnologia e immergersi nella natura. Ah Ionella, tu non sai quante volte io ho fatto questo percorso con i miei amici in bici. Delle volte, se siamo nella giornata giusta, riusciamo ad arrivare fino a Jesolo. Sono proprio davanti al centro comunale di Preganziol. A pochi metri da qua inizia uno dei percorsi più difficili
e anche più lunghi del territorio, lo Stradone del Bosco. In media, con le sue 4 ore e un quarto di percorrenza, presenta delle tappe fondamentali, tra le quali c'è la chiesa di Santa Maria della Vittoria, fatta edificare nel 1923 da Mons Andrea Giacinto Longhin. Una delle tappe ciclistiche più importanti è il monumento al generale Pennella, famoso durante la Prima Guerra Mondiale. Poco prima di giungere al punto d'arrivo, che è sempre qui in centro a Preganziol, c'è una delle tappe ricordo dell'epoca rinascimentale, Porta Santi 40. Vi abbiamo portato all'esplorazione dei percorsi ciclabili che partono da Preganziol alla scoperta del Veneto, dai più semplici ai quelli più difficili per i ciclisti più esperti. Vi invitiamo quindi a venire a scoprire questi luoghi immersi tra natura e storia in compagnia della vostra bicicletta, ma anche non, e portatevi qualche compagno di avventura. Ciao! Lucrezia, ho sentito parlare di questo itinerario dei percorsi di un popolo rurale. Sì, Elisabetta, è quello che stiamo percorrendo di Parco Sambuco, che si trova nel cuore di Preganziol, un'area verdeggiante e rigogliosa che viene definita il polmone verde. L'avresti mai detto? No, non lo sapevo, ma posso dirti di più. Il nome del Parco Sambuco prende onore dalle piante che nascono e circondano la pista ciclabile lunga 13 km. Ora ti porto. Esatto ragazze, ed è anche molto bello da percorrere in bici perché è adatto a tutte le età. Durante il tragitto possiamo trovare dei punti adibiti alla sosta con panchine e bacheche come queste con cartelloni che spiegano la storia agraria di Preganziol. Oltre alla cartellonistica tematica e didattica riguardante il paesaggio agrario, le funzioni delle siepi, le principali piante e gli animali presenti nel territorio, ci sono punti attrezzati per l'osservazione naturalistica. Prende il nome di Sambuco anche la villa che ospita noi Miss in questi 4 giorni di reality. Durante i lavori di ristrutturazione l'albergatore Marco Bertozzi ha voluto mantenere la storicità della villa, valorizzandone ogni singolo dettaglio architettonico, decorazione e arredo. Ed eccoci qui, dopo una lunga biciclettata siamo arrivati dal Parco Sambuco all'azienda agricola di Cadonadel, vicinissima a Preganziol, nata nel 1815, un'azienda a conduzione familiare. L'azienda oggi viene riconosciuta ufficialmente dalla Regione Veneto come fonte di qualità e sicurezza, grazie anche alle eccellenze del Consorzio Sigillo Italiano e dei prodotti caseari. Giorgia, lo sapevi che una delle caratteristiche fondamentali per Cadonadel è proprio l'attenzione per la sostenibilità, ma non solo, anche per le comunità locali? Motivo per il quale hanno un'attenzione particolare per l'alimentazione di questi animali. È una cosa importantissima perché la loro alimentazione si riflette anche sul cibo che poi troveremo sulle nostre tavole, che è sicuramente di qualità. Infatti, come dice il loro slogan, i sogni sono fatti di azioni. Ecco perché è importante per il nostro futuro rispettare l'ambiente e tutelarlo. Ma lo sai che l'azienda apre le porte anche al pubblico? Con la fattoria didattica Campo a Tavola è possibile partecipare a visite guidate, laboratori o addirittura giornate a tema, dando da mangiare ai vitellini. Qui sicuramente non ci si annoia, è un'ottima esperienza per scuole, bambini e soprattutto famiglie. Dopo un bel giro in bicicletta, questo era proprio quello che ci voleva. Esiste un posto tra Treviso e Venezia dove l'aria fresca delle Dolomiti si sposa con una terra che fu mare. Questo posto si chiama Preganziol. È qui che Marco e Nicola hanno creato Barollo Winery. Questa terra porta con sé una lunga tradizione familiare, un mix tra cultura e passione del proprio territorio. Il clima e la composizione della terra danno così un sapore ai vini. La caratteristica principale sono i loro vigneti, coltivati con cura e passione. La raccolta è manuale e la pressatura molto lenta. Questi grappoli rosso intenso daranno vita al Franc e verrà fatto affinare in barrique di rovere francese.
I vigneti dell'azienda Barollo si estendono per circa 50 ettari e la raccolta viene effettuata nel mese di settembre. Questo metodo è utilizzato da oltre 20 anni. I vini della cantina sono conosciuti in tutta Europa per le loro unicità e propongono una varietà di vini con metodo classico, bianchi o vini rossi. Qui in cantina si organizzano tantissimi tour guidati e degustazioni. Matilde, che dici? Ci prepariamo per l'anno prossimo?